Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Bottiglia con liquido infiammabile, la richiesta di 5.000 euro. Il racket mafioso ancora in azione allo Zen di Palermo. Un altro medico nella rete dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Si scava ancora in cerca di documenti sepolti ad Erice nel giardino della villetta dell'ex primario Burrafato. Condutture rotte ad Agrigento, lo schizzo dell'acqua arriva fino al primo piano di un'abitazione. Prime foto ufficiali della popstar Dua Lipa che ha festeggiato le nozze con 200 invitati a Villa Val Guarnera a Bagheria. Blitz della polizia a Catania in 19 stalle abusive, sequestrati 23 cavalli trovati in condizioni critiche. Prese d'assalto dai bagnanti 2 delle 3 spiagge libere della Playa di Catania che hanno aperto oggi, anche se mancano alcuni ritocchi. Calcio, continua il tira e molla tra il Catania e De Giorgio, il tecnico calabrese è tentato dall'Empoli. Nuove intimidazioni allo Zen, una bottiglia di benzina lasciata davanti a 2 attività commerciali insieme al biglietto con la richiesta di 5.000 euro. Sentiamo Marco Gullà. Una bottiglietta di benzina con un foglietto attaccato e la scritta 5.000 euro. Gli uomini del racket continuano nella loro scia di intimidazioni a Palermo, questa volta a finire nel mirino degli estrattori del pizzo, 2 parrucchierie dello Zen. Il barbiere dello Zen in via Ludovico Bianchini e poi Total No Limits Look, un altro parrucchiere per uomo in via Luigi Einaudi. Il titolare del barbiere dello Zen non vuole parlare, ma si limita a dire: ho già tanti problemi, oggi non voglio commentare nulla. Sull'episodio indaga la polizia che tramite il personale della scientifica ha effettuato i rilievi e ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere per individuare i messaggeri del racket. Ad accorgersi della presenza di quella bottiglia colma di liquido infiammabile sono stati gli stessi titolari delle attività questa mattina al momento della riapertura per una nuova giornata di lavoro. Impossibile non notare il contenitore con il messaggio identico a quello lasciato davanti agli altri esercizi commerciali della zona. L'ultimo nella lista risultava il Bar Sherry di via Ignazio Mormino, a 2 passi dal velodromo. Prima ancora, restando allo Zen, era toccato al panificio Armanio Sbacheri e alla macelleria da Totuccio, i cui ingressi sono stati danneggiati a colpi di arma da fuoco. Arresti e indagini non fermano quindi la banda del pizzo, che continua a seminare terrore e panico nel territorio a nord della città. Spunta un altro medico nella rete dei favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Si continua a scavare nel giardino della villetta ad Erice di Burrafato in cerca di documenti sepolti. Laura Spanò. Individuato un altro dei favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro, ieri è finito a domiciliare Francesco Burrafato, 85 anni, ex primario di chirurgia ed ex direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano, indagato per favoreggiamento aggravato. Nel corso di una perquisizione effettuata dal ROS di Palermo nella sua abitazione di Erice Casasanta, gli è stata trovata una pistola con matricola a brasa. L'arma verrà esaminata per accertare se sia stata usata per fatti di sangue. Dunque ancora un altro medico dopo Alfonso Tumbarello, condannato di recente dal Tribunale di Marsala a 15 anni per concorso esterno in un'associazione mafiosa, coinvolto nella rete di chi ha protetto per 30 anni il latitante. Le perquisizioni sono state disposte dal procuratore di Palermo De Lucia e dall'aggiunto di Giorgio e si inseriscono nell'ambito degli accertamenti sulla rete che ha protetto la latitanza del boss. Burrafato per gli inquirenti sarebbe stato l'uomo indicato nei pizzini dall'ex latitante come Parmigiano. Per anni si era ipotizzato che Parmigiano fosse un imprenditore caseario originario della provincia di Parma. Gli inquirenti ritengono invece che il soprannome derivi dal cognome Burrafato, che richiama prodotti latterio-caseari. A Burrafato la sorella del boss, Rosalia, avrebbe dovuto chiedere 40.000 euro per conto del fratello. Nel giardino interno della villetta del medico a Erice, fino a tarda sera si è scavato alla ricerca di materiale che potrebbe essere appartenuto al boss deceduto e che lo stesso ha lasciato in custodia al medico, vicino da sempre alla famiglia Messina Denaro. Andiamo adesso da Agrigento, dove si registrano perdite d'acqua in vari punti della città. In un caso lo schizzo dalla conduttura arriva fino al primo piano. Davide Sardo.
Le segnalazioni si moltiplicano, ma gli interventi tardano ad arrivare. È la denuncia di molti cittadini agrigentini che puntano il dito contro AICA per i guasti alla rete idrica presenti in diverse zone della città e per le risposte che, a loro dire, non arrivano nonostante le richieste. Tra i casi più emblematici c'è quello di via Colursio. Qui i residenti denunciano una consistente fuoriuscita d'acqua dal 2022. È una situazione assolutamente insostenibile quella che noi residenti di via Marino de Colursio e delle varie vie limitrofe siamo costretti a vivere ogni giorno. Infatti le varie perdite idriche che noi da tempo segnaliamo hanno completamente distrutto la strada, creando delle criticità, non soltanto la viabilità, ma d'altra parte l'acqua stagnante crea dei problemi di carattere igienico-sanitario con il proliferarsi di insetti e di erbe infestanti. È una situazione assai critica che addirittura non ci permette più di raggiungere le nostre abitazioni. L'acqua per ben 24 ore al giorno continuamente si riversa sulla strada. Ma la situazione non riguarda soltanto le periferie. In via Manzoni, nel cuore della città, da una rottura sotto l'asfalto, l'acqua schizza con forza verso l'alto fino a raggiungere il primo piano delle abitazioni. Una scena assurda. Il tutto mentre molti cittadini lamentano di non ricevere acqua nelle proprie case e sono costretti a rifornirsi con taniche e bidoni alla fontana di Bonamorone. La situazione adesso è veramente pesante, perché c'è chi ha famiglia, io sono solo e mi manca l'acqua per esempio, ma chi ha famiglia con figli come fa? Bisogna che la regione al più presto deve fare qualcosa. Immagini che raccontano il paradosso dell'emergenza idrica agrigentina. Da una parte famiglie che attendono l'arrivo dell'acqua, dall'altro lo spreco lungo le strade. A 2 settimane dalle nozze della popstar Dua Lipa, che ha scelto la Sicilia per festeggiare l'evento, sono arrivate le prime foto ufficiali. Sullo sfondo Villa Valguarnera, la dimora settecentesca di Bagheria che ha ospitato i 200 invitati. Negli scatti, condivisi con milioni di follower, la cantante appare in abito da sposa firmato Chanel, tempestato di perline e piume, un velo in tulle lungo 6 metri insieme al marito Callum Turner. Il centro di Palermo occupato dalla folla colorata del Pride. Oggi pomeriggio il corteo dei diritti è andato in scena nonostante le polemiche. Maglio Viola. È partito dai 4 canti nella zona pedonale il Palermo Pride 2026, la colorata manifestazione che è ormai una sfilata dei diritti. Dopo una rapida concentrazione i partecipanti hanno sfilato appunto per le vie della città a piedi e con i carri diretti ai cantieri culturali alla Zisa, dove in serata la manifestazione continua con gli interventi dal palco e la festa di musica, balli e incontri che ormai da qualche anno caratterizza la parte finale della manifestazione. In piazza c'erano anche i rappresentanti del comune di Palermo, il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore Fabrizio Ferrandelli. Come ogni anno il comune concede il Pride, poco fa eravamo qua col sindaco, c'ero io nel 2010, c'era Roberto Lagalla da rettore concedendo per la prima volta il patrocinio di un'università. Il patrocinio del comune non è mancato nonostante le polemiche che anche questa volta hanno accompagnato e continuano ad accompagnare la manifestazione. Nel mirino degli organizzatori la proposta di legge contro la maternità surrogata che parte proprio da Palermo, ma lo scontro è politico ed è chiaramente fra Fratelli d'Italia e tutta l'area del Pride. Una manifestazione in forma di festa, è la manifestazione più politica che c'è in Italia in questo momento, perché le persone LGBTQI+ sono le persone che sono più sotto attacco, perché rompiamo gli schemi del Dio, patria e famiglia. Ma politica e polemiche a parte, il Pride è soprattutto ormai una festa delle libertà personali. La libertà di essere persone, di vestire, di divertirsi liberamente con tutte e tutti. Come accaduto lo scorso anno, inevitabilmente la giornata di oggi lascerà dietro di sé altri strascichi polemici, come quelli che hanno accompagnato l'avvicinamento alla manifestazione. Nuovo blitz della polizia in 19 stalle abusive di Catania, sequestrati 23 tra cavalli e pony. Orazio Longo. Cavalli probabilmente destinati alle corse clandestine e alla macellazione. 13 equidi sono stati sequestrati, altri 10 sono stati trasferiti e sottoposti a vincolo sanitario dalla polizia a Catania nell'operazione denominata Zoccolo Duro, che ha portato gli agenti, come si vede da queste immagini, a perquisire 19 stalle abusive in vari quartieri della città tra Librino, San Giovanni Galermo, Picanello e San Cristoforo. 7 persone sono state denunciate per maltrattamento di animali, contestate sanzioni per 50.000 euro. I controlli effettuati hanno permesso di constatare condizioni critiche per gli stalloni e i poni e di identificare
57 persone, di cui oltre 30 pregiudicate per reati di diverso tipo, tra cui l'associazione di stampo mafioso. I medici veterinari hanno accertato che tutti gli equidi controllati erano detenuti in luoghi incompatibili con la loro natura, locali privi di areazione e spazi angusti, e che alcuni di essi erano anche malnutriti. Alcune delle stalle erano già state controllate negli ultimi mesi dalla polizia, ma nonostante fosse stato intimato ai proprietari di trasferire i cavalli in luoghi idonei e presso aziende autorizzate, nessuno di loro aveva ottemperato. I poliziotti hanno anche sequestrato farmaci dopanti e denunciato una donna per furto di energia elettrica. Presto gli equidi saranno affidati all'associazione Save a Horse, che si è offerta di prendersene cura a titolo gratuito. Pensava di mettere al sicuro i propri risparmi da un tentativo di frode informatica, ma in realtà stava parlando proprio con i truffatori. Sentiamo Desiree Ferlito. Una telefonata, la paura di essere vittima di una frode e la convinzione di dover agire in fretta per salvare i propri risparmi. È iniziata così la disavventura di una donna di Mascalucia, in provincia di Catania, finita nella rete di abilissimi truffatori che, fingendosi operatori dell'ufficio antifrode di un noto istituto bancario, sono riusciti a convincerla a effettuare un bonifico istantaneo di 29.500 euro. I malviventi, sfruttando l'urgenza e il timore della vittima di perdere il proprio denaro, l'hanno indotta a trasferire l'intera somma su un conto corrente da loro indicato, facendole credere che si trattasse di un'operazione necessaria per mettere al sicuro i suoi risparmi e che fosse indispensabile agire con solerzia. Quando la donna si è resa conto di essere stata truffata, si è rivolta immediatamente ai carabinieri della tenenza di Mascalucia, un intervento tempestivo determinante. I militari hanno avviato subito gli accertamenti, ricostruendo il percorso seguito dal denaro e individuando il conto corrente sul quale erano finite le somme. La Procura di Catania ha quindi disposto il sequestro preventivo d'urgenza, impedendo che il denaro finisse altrove. L'operazione si è conclusa così con il pieno recupero delle somme sottratte e con la restituzione dei 29.500 euro alla legittima proprietaria, che ha potuto rientrare in possesso dei propri risparmi. Sono invece tuttora in corso le indagini per risalire ai truffatori. Tra la sabbia e gli scogli del litorale di Licata è emerso un ordigno bellico. A fare la scoperta stamattina i bagnanti che si trovavano nel tratto di litorale compreso tra Foce Gallina e Pisciotto. Si tratterebbe di un proiettile d'artiglieria di fabbricazione americana risalente alla Seconda Guerra Mondiale, con parti dell'etichetta originale ancora leggibili. La polizia ha messo in sicurezza l'area e vietato l'accesso alla spiaggia in attesa dell'arrivo degli artificieri. Pronte, ma non ancora del tutto, hanno aperto oggi alla Playa di Catania le spiagge libere numero 1 e 3. Desiree Ferlito. Buongiorno. Diciamo lei è pronto? Sì, molto pronto, sono nato pronto. Per questa giornata al mare? Per questa mezza giornata al mare. Pronte ma non prontissime, le spiagge libere numero 1 e 3 della Playa di Catania hanno aperto oggi i cancelli ai bagnanti, inaugurando ufficialmente la stagione estiva. Una riapertura attesa da migliaia di catanesi, già pronti di prima mattina per piazzare il loro ombrellone e assicurarsi un posto vista mare. Siamo arrivati appena adesso, sto cercando dove posizionarci. C'è il pienone stamattina, visto? Infatti, l'ho visto, con sto caldo che sta facendo questo periodo. Entusiasti catanesi, passerella ben servita, arenile pulito, docce operative, tuttavia ancora da completare molti servizi annunciati. Il bar è ancora chiuso, manca ancora la copertura ombreggiante per gli amici a quattro zampe, operai al lavoro per completare le strutture in legno. Grande assente il servizio di salvataggio. Una situazione che non ha comunque scoraggiato gli amanti della spiaggia catanese. Troppo bella la spiaggia libera. È mai la prima volta che venite? No, noi ci veniamo sempre, tutti i giorni praticamente. Soprattutto ora che arriva dall'estate, finalmente ce la possiamo godere. Devo dire che tutto sommato è stata ideata nel migliore dei modi per il momento. Ma ancora non è organizzata bene, però man mano ne stanno facendo dei lavori, poi vediamo se cosa viene fuori. E mentre i lavori proseguono, per molti catanesi la stagione del mare può finalmente cominciare. E con l'estate arrivano le zanzare, che non sono solo un fastidio ma possono anche veicolare il virus West Nile. Vediamo allora le direttive e le linee guida emanate dalle ASP per ridurre il rischio di contagio. Veronica Barbarino. La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo, il 20% sviluppa disturbi lievi simili all'influenza e solo l'1% può avere complicazioni gravi. È la West Nile o febbre del Nilo. È
è una malattia provocata dall'omonimo virus che circola negli uccelli e viene trasmessa all'uomo e agli animali tramite la puntura di zanzare infette. L'uomo contagiato non contagia un altro uomo attraverso una puntura di zanzara, in quanto i livelli di virus nel sangue non consentono il passaggio del virus alla zanzara e all'altro uomo. Nulla di allarmante, ma conoscere e prevenire è importante. La circolazione del virus in Sicilia è monitorata dalle autorità sanitarie che negli ultimi anni hanno confermato casi isolati e focolai sporadici. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria e l'ambito medico durante tutto l'anno implementano una sorveglianza sui casi di umani e sui casi di equidi che manifestano sintomatologia e periodicamente 2 volte a settimana in siti ben definiti la cattura di zanzare sulle quali viene effettuato l'esame per l'individuazione diretta del virus. La prevenzione resta lo strumento più efficace. Fondamentale è eliminare i ristagni d'acqua, anche di pochi millimetri, che rappresentano l'habitat ideale per la proliferazione delle zanzare. Dove invece non può essere eliminata l'acqua, occorre isolarla ermeticamente. Gli esperti raccomandano inoltre di limitare l'uso indiscriminato di prodotti disinfestanti che uccidono insetti utili come api, farfalle e coccinelle, privilegiando invece le zanzariere. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo per parlare di Sant'Agata d'estate, che quest'anno celebra una ricorrenza particolare. Festa di Sant'Agata estiva, il Papa ha nominato il cardinale Pietro Parolin per il 9° centenario della traslazione delle reliquie, in programma a Catania dal 16 al 18 agosto prossimi. Parolin presiederà i momenti centrali delle celebrazioni, dall'omaggio alla lapide dei soldati Gisliberto e Goselmo che riportarono a Catania le reliquie, alla veglia di preghiera che rievoca lo sbarco avvenuto appunto 9 secoli fa. Lunedì 17 agosto, al termine del pellegrinaggio all'alba da Piazza del Rotolo a Piazza Duomo, il legato pontificio procederà alla solenne incoronazione di Sant'Agata dopo la ricollocazione del sacro cranio nel busto restaurato. Alle ore 20 in Piazza Duomo celebrerà il pontificale. 58 anni dopo il terremoto del 68 che devastò la Valle del Belice, la città fantasma di Poggioreale riapre ai visitatori. Vediamo il servizio. Ne ha subito le scelte. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché continua il tira e molla fra Catania e De Giorgio. A tra poco. Siamo al calcio, il Palermo accelera sul mercato e sui possibili primi acquisti. Sul fronte stadio si lavora per la candidatura del Barbera a Euro 2032. Marco Gullà. Accelerata sul mercato per provare ad avere già i primi nuovi innesti ad inizio ritiro. Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, mette la freccia per arrivare al talento della Roma Alessandro Romano e poi ad Hernani del Monza. I contatti con la Roma per Romano, promettente centrocampista classe 2006, si sarebbero fatti particolarmente intensi nelle ultime ore, un affare che potrebbe andare in porto nei prossimi giorni. Sul versante dell'esperienza avrebbe preso quota la candidatura del brasiliano Hernani. Il Monza non lo ritiene incedibile, così come Azzi, in uscita sempre dal club brianzolo. Sul fronte offensivo l'obiettivo primario rimane l'acquisto di un esterno d'attacco mancino che ami agire sulla corsia destra. Zito Luvumbo del Cagliari resta la primissima scelta, mentre Compagnone del Venezia, Marras del Mantova e il giovane Rao del Napoli rimangono sullo sfondo. Resta inoltre monitorata la pista Rui Modesto, legata a un eventuale passo indietro dell'Udinese rispetto ai 3 milioni di euro richiesti in inverno. Sul fronte stadio Barbera e la candidatura per Euro 2032, nelle ultime 48 ore una delegazione UEFA è stata in città. La strada verso la candidatura non è del tutto in discesa, ma dalle prime indiscrezioni sembra che i problemi, piccoli e grandi, che si vanno via via presentando non rappresentano un ostacolo insormontabile.
Avevamo parlato di un tira e molla fra la società il Catania e il tecnico De Giorgio, che è stato per diversi giorni corteggiato. A quanto pare però, e questa è notizia dell'ultima ora, l'accordo è saltato. De Giorgio, tentato dall'Empoli, non è più interessato al Catania. Domani la società si riunirà per decidere e definire le nuove scelte per il futuro e soprattutto per la panchina del Catania. Sono queste le ultime notizie appena arrivate in redazione. Vediamo se è pronto il servizio. Salta anche Pietro De Giorgio, la telenovela sul nuovo allenatore del Catania prosegue. Il tecnico calabrese ha scelto l'Empoli. Dopo Caserta anche l'ex allenatore del Potenza ha preferito una meta diversa. A questo punto in casa Catania è tutto da rifare o quasi. Per questo motivo nella giornata di domenica la dirigenza rossazzurra si ritroverà con il presidente Pelligra per trovare la soluzione alla questione della guida tecnica, che rischia di rallentare ulteriormente la programmazione della nuova stagione, che non sembra partire con il piede giusto. Almeno 3 i nomi in agenda: Longo ex Crotone, Gorgone ultima stagione al Pescara ed Emanuele Troise, che ha allenato il Lumezzane nel girone A. In queste ore il direttore sportivo Fortunato Varrà sta tessendo le fila per iniziare una trattativa che possa al più presto risolvere la questione e nelle prossime ore, come detto, relazionerà al presidente. Dunque al momento il Catania resta senza un progetto tecnico. Sarà proprio il nuovo allenatore, di concerto con il direttore sportivo, a fissare le linee guida, ma è decisamente troppo presto per sbilanciarsi sugli uomini e sul modulo. E con questo aggiornamento che riguardava appunto il tecnico del Catania, che non sarà De Giorgio, noi ci fermiamo. Grazie per averci seguito e a tutti una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.